Cari amici, ben ritrovati, una nuova puntata di Vendite del Territorio. Quest'oggi sforiamo nella provincia bellunese. Siamo ad Alano di Piave, siamo in compagnia del nostro carissimo amico Diego Dalbon, che è presidente della Proloco di Alano. Ben ritrovato, è un piacere averti qui ed essere qui alla prima edizione di questi bellissimi mercatini che ci sono alle nostre spalle. Sì, ti ringrazio anche a te per la presenza. Questi mercatini sono il frutto di una collaborazione con un gruppo di ragazzi, Alano Alive, che ci hanno proposto che loro volevano fare dei mercatini di Natale e allora in collaborazione abbiamo accettato volentieri di fare questo mercatino. Loro si sono arrangiati a fare tutta la ricerca degli espositori, che per essere la prima edizione effettivamente sono numerosi, d'altronde bisogna sempre iniziare, quindi sono contento che questa prima edizione abbia avuto un buon successo, e anche il fatto che alcune persone del territorio si sono messi in gioco per poter fare qualcosa di più. Non solo Proloco, ma anche altre persone che in collaborazione fanno qualcosa e danno qualcosa in più. Abbiamo visto prima, facendo due passi, tanti espositori, come dicevi poc'anzi, sia di prodotti enogastronomici ma anche di prodotti artigianali del posto. Certamente, allora i mercatini, come li intendiamo noi, non è solo un discorso di vendita di prodotti di qualsiasi tipo. Noi prediligiamo il fatto di dare la possibilità ai produttori locali o anche ai piccoli artigiani che per diletto o anche per voglia di fare qualcosa creano delle piccoli diciamo artigianato, e quindi volentieri li facciamo esporre e vendere le loro opere. La vendita di massa non è il nostro caso, prediligiamo sicuramente il chilometro zero ai produttori locali. Intanto noi ti ringraziamo per averci invitato qui. Questo è sicuramente uno degli ultimi eventi del Proloco di Alano, quindi a te la telecamera per fare gli auguri a tutti i telespettatori per queste bellissime feste che si stanno avvicinando. La Proloco vi augura buone feste e un felice anno nuovo.